Ed eccoci qua, mi trovo a Sciacca e sono in compagnia di Anthony, perché diversi giorni fa Anthony mi ha telefonato e mi ha detto che voleva incontrare la nostra Maria, vero Anthony? Sì, vero è. Come mai ha intenzione di incontrare Maria? Niente, così per caso, per conoscerci, se andiamo. Se Che vorreste vedere se magari può nascere qualcosa tra te e Maria? nasce qualcosa, vediamo cosa possiamo fare. Ho capito. Ascolta, ti voglio fare una domanda. Che cos'è che hai visto in Maria che ti è piaciuto? Ah, forse gli occhi, è bionda pure. Questo è, L'hai vista sincera magari, eh? sincera, sì. L'hai vista? L'ho visto pure in spiaggia. Sì. Perché ti guardi tutti i suoi video? Ah, qualcuno me l'ha dato quello suo. Vabbè, adesso io ti faccio fare l'incontro, ti presento Maria e parlate un po' per vedere se magari può nascere qualcosa, va bene? Va bene. Andiamo, dai. Maria? Ciao Maria. Ciao, Allora, Alberto. ascolta, io ti devo presentare un ragazzo. Sì, Anthony si chiama. L'hai Anthony. visto? Ti ricordi Sì, del sì, video? L'ho Poi mi ha visto. chiesto che voleva conoscere te. Allora abbiamo fissato questo appuntamento, siamo venuti a Sciacca, io per questo ti ho fatto venire a Sciacca. Va bene, adesso te lo presento, vieni. Allora, Piacere. Anthony ti presento Maria. Maria, Maria ti presento Anthony. Va bene? Per cui ora non lo so, per conoscervi meglio magari vi potete mettere da qualche parte a parlare, eh? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Ti è piaciuto il mio video? Sì, t'ho visto. Ah, ho capito. Che mi racconti? Tutto a posto. Niente da dirmi. Ma che raccontare? Tu so cosa fare nella vita. Io lavoro con l'azienda Prato Topi Green e produciamo prato naturale. E poi E poi questo. E poi niente. sei un bello ragazzo. Sei bello però Però che non ti attira. no. Vabbè, come amicizia possiamo stare, no? Sì. Va bene. Non è perché è taffenne Ma affenno io. Chi c'ha problemi io? Non ho problemi io. e sei figlio unico, no? No, mi ha morto un fratello e sono da solo ora. La mamma e papà ce l'hanno. Sì, ce l'ho. E cos'è so cosa fai oggi? No, oggi sono libero perché siamo stati 10 giorni chiusi perché abbiamo fatto Natale e Capodanno, ora lunedì rientro a lavorare. Scetto. Tu lavori? Faccio questo. Ah, questo, fai... Ma tu a me mi ha visto il computer? Sì, ti ho visto. Sì, ti ha fatto le serate. Sì, ti ho visto, infatti una sera mi dovevano chiamare, non mi hanno chiamato più. Mi hanno preso in giro. Scetto. Queste cose non si fanno. Ci sono. Ah, Vero. ho capito. Potremmo guardare l'acqua, potremmo passare. Sì, passiamo, tranquillo. Che bella giornata. Il sole. Troppo bello oggi. Potremmo sedere, potremmo passare, vediamo l'acqua. Sì. Vediamo l'acqua, Potevo va. fare pure un bagno. Ah, vedi, se potremmo scendere. Cosa si può scendere? Sì, scendo. Ma la vita è questa. Che c'è da fare? Si va avanti. Comunque sei una bella ragazza, va. Grazie. Niente. Potremmo scendere? Sì, scendiamo. Ah, sì. Scusa, In questi giorni Natale, Capodanno, a casa della mia amica, lo sa, ho capito. che lavoro con lui. Sì. Sei andata a ballare? Sì, mi piacciono questi ballare, serate. A Capodanno si è ballata? Sì, quando è famosi che hai, Sì, fuori sì. paese, Ho capito. Tutte in Sicilia. Ho capito. Potremmo passare? Questa è la vita. C'è stato freddo. Freddo da morire, infatti la notte Capodanno c'era un freddo da impazzire, ma neanche sono uscito. Sono stato a casa. Il freddo di neve. Di morire c'era. Sì. Oggi è una bella giornata. Oggi sì. Il pomeriggio Alla sera c'è freddo, sì. Ma la vita basta che c'è salute e che si lavora. Certo, se non si lavora non si campa. Sì, ma attento che si sporca una cosa. Che questo è... Ma guarda qua.
Sì. E quando mai tu non sei stato mai fidanzato? Sono stato fidanzato da un anno che sono single. Ora cerco la mia Anna gemella. Ma che hai fatto di carattere in questo racconto? Sì, carattere, gelosa, tutte queste E cose. dov'era questa ragazza? Di Calamonaci. Una bella era. Ma insomma, Pensi che carattere in questo racconto, va? no, 1 anno e 2 mesi sono stato. Purtroppo ormai si usa così ormai. Sì, sì, nessuno si vuole sposare, cioè, se qualcuno si deve incontrare con una ragazza si convive, perché ci sono troppo soldi per maritarsi. Sì, sì, la chiesa, la festa. La chiesa, festa, poi l'indomani si sposa e divorzia. Sì, ma quando è così, a me non mi interessa quando è così sanno donare prima le caratteri. Certo, Prima si fa fidanzato. Se va, se non va, niente, giusto. prima ti deve conoscere che c'è la persona, i caratteri che ha raccolto. Se va, se non va, perché se la sta usando, a me che si siete fidanzati, non dopo sposare. Non conviene. Perché poi ci sono problemi le Da figlie, capi, famiglia, ci cose, sono chiacchiere, chi lo anche chi, cose, tutto. Questa è la vita. Ma le biga, tutto così sono tutte. Di è tinta, troppo tinta. Sì, sì, perché ormai così si usano tutte queste ragazze. Boh, Ma le biga tutta moderna, va? moderna. Troppo questa. Che moderna è? Perché ormai si usa tutta così, se lasciano si pigliano. Sì, sì, perciò siamo qua. Sì, sì. Ci si va a te, Sì. ok? Come definisce il ragazzo e come la ragazza? Vero, è così. Dimmi le altre domande. Oh, ti ho detto se ti piace Trapani. Trapani mi piace, ma ora mi piace qua a Massala. Perché? Perché mi piace a Massala? Ah sì, io ci sono stato a Massala pure. Infatti abbiamo fatto un campo di calcio qua a Massala, con la mia ditta. Ah sì? Sì, sì, troppo bello Massala, vero? Ma che giorno ti vengo a trovare? Va bene. Ci diamo un appuntamento, andiamo a prendere un aperitivo, tutto qui, Sì, va bene. ok? Ti piaccio io? Su Bedru Picciotto, però mi conosci di più. Sì, va Ma bene, ora ti posso offrire un aperitivo. Sì, Ora più tardi andiamo a prendere un aperitivo e parliamo di più. sì. Così ci conosciamo meglio, che carattere abbiamo noi. Sì, Va bene? sì. Ok.